there's a need for more, it surely wouldn't help. I stay inside, slumbers watch, the years just roll away. Found myself. Ho dato la maglia della prima squadra, che ho dormito già con la maglia a casa mia, avevo 15 anni, il giorno dopo sono andato a giocare, non c'erano docce negli spogliatoi, arrivavi, c'erano diciamo dei pezzi di legno sopra dei blocchetti e ti sedevi lì, ti spogliavi e lasciavi la tua roba nella borsa e scendevi in campo. Ho esordito in prima squadra nel 28 aprile del 74, avevo 19 anni, era la mia 13ª panchina, mi sembra, perché allora in panchina andava il portiere di riserva più altri 2 giocatori, però ne poteva entrare solo uno. Ricordo che il giorno si fece male Nenè nel primo tempo verso il 40esimo e Chiappella, che era l'allenatore di allora, mi disse: Piras, preparati. Io, siccome ero abituato, ero già tante volte, ormai ero entrato, mi preparai, entrai in campo molto emozionato, ma fischiò l'arbitro quasi subito alla fine, ridammo negli spogliatoi, ricordo gli incoraggiamenti di Gori, Riva, degli anziani, insomma, che in quel periodo ti prendevano sotto la loro protezione. Poi non è che feci tanto in quella partita, ricordo poco, ricordo solo che verso 7 minuti dalla fine Bruniera andò a calciare un calcio d'angolo, io mi trovo in mezzo all'area, vedo che non mi marca nessuno, in 4 vanno su Riva, la palla sbatte sulle spalle di un giocatore della Fiorentina e cade nell'area piccola. Io sono arrivato come un falco d'esterno destro, l'ho messo sopra la testa di De Sisti e ho segnato questo gol che poi ha fatto sì che da lì partisse la mia carriera. Quel giorno viene ricordato da molti proprio per la perdita delle lenti a contatto, ma per me era un'abitudine, anche perché mi allenavo senza lenti, quindi non è che fosse tanto diverso, quindi, però siccome dopo finita la partita mi videro in ginocchio, invece che esultare andare a inginocchiarmi a cercare questa lente, tu dici: ma cosa fa questo qui? E allora da lì si ricordano più questo del gol. Ma il primo contratto vero col Cagliari l'ho fatto praticamente a 21 anni, quando il presidente era Ricca, poi siamo andati a Fiuggi e a un certo punto il massaggiatore, mi sembra, o il dirigente, dice: Piras, vai dentro dal dottor Arricca. Io entrai in questa sala dove lui faceva entrare tutti per discutere il contratto. Ricordo ancora, o mi sembrava, oppure era così, che lui fosse seduto in questa scrivania grandissima, almeno io lo vedevo così. Arrivai lì e mi dice: e tu chi sei, cosa vuoi? E io gli faccio: Presidente, sono Piras, mi ha detto di venire. Ah, perché anche tu vuoi solo? E allora in questa discussione io non ebbi manco il coraggio di chiedere quanto volevo, ma dissi solo che ero il primo di 10 figli, che mio padre faceva il falegname e che quindi avevo bisogno di aiutarlo. Quindi senza parlare lui mi aveva dato almeno 30% in più di quanto gli volevo chiedere, quindi è stato bene starmi zitto. Ricordi più belli, posso dire che l'esordio è quello che ricordi sempre di più, è il momento più bello della tua carriera. Poi il gol a Zoff a Torino con la Juventus non li avevo mai segnato, quindi poi 2 gol a San Siro, il giorno che per la prima volta c'erano i tabelloni luminosi in uno stadio, avevo il nome grandissimo Piras nello stadio e mi ricordo che con Quagliozzi a prima partita ridevamo perché ho fatto 2 gol io e 1 lui. E il nome Quagliozzi quasi non ci stava e quindi però sono delle belle emozioni. Poi un'altra è l'anno che sono rientrato con Giagnoni, quella certo non la scorderò mai. La squadra era quasi retrocessa, io sono rientrato a 14 partite alla fine del campionato, ho fatto 8 gol e con l'ultimo gol al Vicenza ci siamo salvati. Questa è una cosa che mi rimarrà sempre.
jungle.